Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Buonasera amici sportivi e ben ritrovati con tempi supplementari, ennesimo appuntamento con Teleeuropa Network, canale 10 del digitale terrestre in Calabria e sulla Sicilia orientale. Potete seguirci ovviamente anche sul sito di tenonline.it per questo format di approfondimento sulla Serie B con il Cosenza che strappa un punto prezioso all'Euganeo di Padova dopo 22 anni. Insomma, vendetta è stata compiuta, il punto preziosissimo per gli uomini di Piero Braglia che vuol dire in questo momento tranquillità e quasi salvezza certificata. Invece il Crotone spreca un importante match casalingo contro una diretta concorrente, la Cremonese, pareggiando, impattando in casa Lezio Scida. Ci sarà ancora tanto da soffrire per gli uomini di Giovanni Stroppa, seconda parte come al solito dedicata alla Serie C, ma non solo, puntata particolare anche questa settimana. Ed allora, come al solito, buonasera e ben ritrovato ad Attilio Malena. Un buonasera da parte mia, ben trovati a tutti, tanti argomenti come sempre, in particolare un focus, quindi non perdetevelo. Ed allora puntata ampiamente dedicata questa settimana al calcio femminile, che in questo momento va in voga anche sul nazionale. Gli ospiti di questa sera insomma lo rappresentano alla grande, ed allora salutiamo e diamo il benvenuto all'allenatore del Cosenza Calcio femminile, Luisa Orlando. Salve, buonasera a tutti e grazie di avermi invitato. Che assomiglia tra l'altro tantissimo anche all'allenatore della Juventus femminile. Rita, mi dispiace, ma tutti dicono così. Sarà il capello, sarà il capello. Sarà il capello, sicuramente. Ed allora con lei c'è il dirigente del Cosenza Calcio femminile, Gianmaria Molinari. Buonasera e grazie anche da parte mia per l'invito. Ovviamente con loro parleremo anche di Cosenza Calcio, quello maschile, quello che in questo momento è davvero ad un passo dal raggiungere la salvezza conquistata quest'anno dopo 15 anni d'attesa. I tifosi rossoblù sono pronti ad esplodere. Tra l'altro Attilio, erano in tantissimi all'Euganeo di Padova, oltre 700. Bisogna sottolinearlo questo aspetto, perché è un trend costante, continuo, quello della presenza in trasferta dei rossoblù. In una classifica stilata recentemente i tifosi appunto del Cosenza entrano diritto nella top 3 delle tifoserie più calde e passionali anche in trasferta. È stato il 12° uomo in campo per tutta la sua storia e non osiamo immaginare a questo punto la cornice di pubblico, proiettandoci oltre, che li vedrà protagonisti senza dubbio, come sempre tra l'altro contro lo Spezia, per certificare anche aritmeticamente la meritata salvezza che a questo punto direi non è più in discussione. E allora, se Enzo Leonetti ci aiuta con le immagini dalla regia, andiamo a vedere quello che è accaduto appunto all'Euganeo. Coinvolgo subito il mister Luisa Orlando. Mister, un punto prezioso, un punto importante, un approccio al match decisamente sul pezzo degli uomini di Braglia, che evidentemente aveva preparato la partita proprio in una fase attendistica del match, colpendo laddove poteva essere possibile. Così è stato. Sì, è stata una partita studiata benissimo, come spesso fa mister Braglia. Anche lui nell'intervista ha detto che potevamo diciamo, dare di più, o comunque a tratti siamo sembrati un po' sornioni, però devo dire che il punto è quello che ci serviva, anche se la vittoria non avrebbe scandalizzato nessuno. Sicuramente per la storia che ha anche questa partita, e quindi anche per le immagini che poi giravano su Twitter di Marulla, di Kevin, che ha postato quella foto bellissima che ha fatto scendere una lacrimuccia. Era una partita importantissima per tanti aspetti. Sono contenta che molti miei amici sono andati a vedere allo stadio il Cosenza. Io l'ho vista da casa, però insomma, come al solito a me il Cosenza piace e quindi mi diverto anche quando soffro.
Gianmaria, spesso quest'anno si è enfatizzato anche a carattere nazionale l'apporto dei tifosi foggiani che è, per carità, insomma, in grande numero, con grande folklore, con grande passionalità, però insomma i tifosi del Cosenza quest'anno hanno dimostrato davvero tantissimo sotto il profilo dell'intensità, sotto il profilo dell'attaccamento, sotto il profilo dei chilometri macinati in trasferta, per non considerare quello che si è fatto tra le mura amiche al San Vito Marulla. Assolutamente, ha dimostrato ancora una volta che quando vuole Cosenza riesce ad essere il 12° uomo anche mezzo in campo. Sfondi un portone con me, in quanto io ero presente a Padova come in tante altre trasferte del Cosenza, e devo dire, aggiungere ai tanti fattori che hai appunto evidenziato tu, anche dal punto di vista canoro è un supporto alla squadra non indifferente, che diciamo anche ci gratifica anche in ambito nazionale, dove andiamo stiamo facendo belle figure. Eri a Padova, hai detto, sì. Dal punto di vista del match, che sensazioni hai maturato di un Cosenza che forse anche in qualche circostanza è andato un po' sotto rispetto ai padroni di casa, ma ha come dire, anche risposto agli attacchi biancoscudati? Guarda, io ero obiettivamente spaventato da questa trasferta, perché ritengo il Padova comunque una buona squadra, con una classifica bugiarda appunto rispetto all'organico che ha a disposizione adesso mister Centurioni, e quindi ritengo il punto un punto importante. Tra l'altro, scusami Gianmaria, poteva costare cara questa uscita di sì, abbiamo sofferto tanto, obiettivamente abbiamo sofferto tanto, però come giustamente dicevi tu, rispondendo poi colpo su colpo, peccato per l'occasione nel finale capitata sui piedi di Ermacu. Lì sarebbe stato proprio il coronamento di una gran bella trasferta in quel di Padova. È anche vero, Attilio, che però Perina poi dopo si è superato soprattutto in un intervento in particolare, negando il gol a Madonna, se non ricordo male. Ecco, a proposito di questo, Attilio, Madonna, Mbakoku, Cocco, è proprio lì la differenza fra il Cosenza e il Padova, il mercato di gennaio interpretato in maniera perfetta dal DS Stefano Trinchera rispetto al suo collega veneto? Io credo che entrambi abbiano poi svolto un mercato accettabile, il Cosenza chiaramente nei risultati molto più fruttuoso rispetto a quello del collega Zamuner, che tra l'altro è molto vicino al passare alla Vicenza e a cambiare già di casacca poco prima appunto che il Padova veda certificata l'aritmetica retrocessione, ma più che altro dipende anche secondo me dal contesto in cui questi acquisti vadano poi successivamente a calarsi. Il contesto di Cosenza è un contesto che, come raccontava penso sia... Scusami Attilio, coinvolgo il mister Orlando in quest'ultima azione dove abbiamo visto un perfetto raddoppio 2 contro 2, andando a chiudere ogni spazio. Questo credo sia davvero un dettame e soprattutto un martello pneumatico di Piero Braglia. Sì, ma il Cosenza lo fa spesso, è molto bravo nella fase difensiva, e spesso fa queste chiusure, questi raddoppi in modo tale da non, anche lì mentre stai soffrendo, comunque hai le corsie la situazione in mano, che è fondamentale per una squadra. Abbiamo visto anche la Juve con l'Ajax ha giocato benissimo, giro palla, la Juve si è difesa benissimo, quindi alla fine... È la Guarino che sta parlando adesso, no, assolutamente, però dipende secondo me, per chiudere il cerchio Paolo, dal contesto in cui si calano determinati acquisti. Il contesto del Padova era un contesto certificato da talmente tanti di quegli errori commessi, vedi la gestione del tecnico, arriva Bisoli, Centurioni, poi ancora Bisoli, non si capisce bene come andrà a finire. La certezza è che nei 90 minuti lo 0-0 sembra un paradosso per la mole di occasioni create da entrambe le squadre, protagonista senza dubbio da una parte Perini e dall'altra parte anche Minelli. Assolutamente. Dall'altra parte invece, Attilio, c'era un Crotone che era chiamato ad una prova importante, a una vittoria importante che avrebbe dato sicuramente più respiro alla formazione di Stroppa. Così non è stato.
Evidentemente i risultati, diciamo, hanno un po' aiutato anche in parte sia il Cosenza che il Crotone, però il Crotone adesso deve sicuramente fare risultati importanti per lasciarsi dietro chi in questo momento ha alle spalle. Certo, la piccola dose di fortuna in ogni corsa della vita, così come nel calcio, poi la fa assolutamente da padrone, ma io credo che nell'arco dei 90 minuti sia successo veramente ben poco, Alessio Scida, poche emozioni tra Crotone e Cremonese, una gara brutta dove la posta in palio era veramente molto alta, secondo me anche condizionata dall'atmosfera che si è creata anche dal punto di vista climatico. La prossima gara è senza dubbio un punto di svolta fondamentale, il Venezia di Serse Cosmi che ha finalmente trovato una vittoria fondamentale, senza dubbio non convincendo grazie al gol di Di Mariano, e un Crotone che molto spesso ha dimostrato fuori casa di essere molto più a suo agio rispetto a tra le mura amiche. Mister Orlando, il Crotone visto a Cosenza era un Crotone che insomma era sul pezzo, un Crotone che poteva insomma mettere in difficoltà il Cosenza, dopo la sconfitta ci si attendeva però una grande risposta in casa con la Cremonese che non è arrivata, insomma la vittoria era fondamentale in questo scontro diretto. La vittoria era fondamentale, ma era anche importante non perdere, quindi sicuramente col Cosenza hanno sprecato tantissimo, perché era uno scontro diretto e giustamente poi con la Cremonese ci hanno provato. Dovremmo avere al telefono in collegamento il responsabile dello scouting nazionale del Milan, Angelo Aiello, che ringraziamo per il suo intervento a tempi supplementari. Buonasera Angelo. Buonasera a voi. Ecco Angelo, prima di parlare di quello che è il torneo più importante per la categoria 2008, quello di Lamezia, l'Internazionale Gallo, ti chiedo subito un giudizio e ne approfitto sul campionato del Cosenza, un campionato che a questo punto appare messo in cassaforte con una salvezza ampiamente meritata fino al momento. È un grande lavoro da parte della società, dello staff tecnico e dell'allenatore che conosco benissimo. Quindi faccio i complimenti alla società e spero che per la prossima stagione si possa programmare una stagione magari esaltante e possa portare il Cosenza in un palcoscenico ancora migliore della Serie B. Ecco Angelo, invece dall'altra parte il Crotone dal quale ci si aspettava un campionato esaltante, un campionato per la lotta verso il ritorno in Serie A, così non è stato. A tuo giudizio la difficoltà maggiore è stata l'adattamento a questo tipo di campionato? Esatto, la squadra era una squadra importante per la categoria, però l'atteggiamento magari doveva essere più da battaglia che rispetto a quello fatto quest'anno, quindi però sicuramente il Crotone ha la mentalità giusta per portare poi a termine una stagione e salvo tranquillamente per poi ripartire il prossimo anno. In maniera più generale Angelo, il campionato di Serie B è sempre lo stesso, grande equilibrio. A tuo giudizio alla fine chi avrà la meglio in questo rush finale dove il Palermo ha effettuato una vittoria direi pesantissima al Santa Colomba Benevento? Sarà proprio il Palermo la formazione poi insieme al Brescia ad arrivare in Serie A secondo te? Secondo me è la corazzata da battere, secondo me la squadra sia per la struttura della squadra sia per la forza del gruppo, quindi secondo me alla fine il Palermo ha valori più importanti e più globalizzati per poter accedere alla Serie A. Ecco Angelo, prima di passare al torneo e lasciarti ai tuoi tanti impegni, ti chiedo, insomma il tuo è un lavoro straordinario, di grande importanza per una società che è un top club in Europa, ti chiedo che momento vive dal punto di vista giovanile, soprattutto della produzione di talenti, di calciatori, dal tuo punto di vista così importante come quello del Milan? Guarda, si nota, il Milan è uno dei club più importanti d'Italia anche per in prima squadra. E in questo momento giocatori come Calabria, come Donnarumma, come Cutrone fanno sì che il livello del Milan possa essere tenuto ad alti livelli anche se gli investimenti sono inferiori a quelli di qualche anno fa. Il Milan investe tantissimo nel settore giovanile e sta continuando a farlo. Io sono arrivato lo scorso anno con la gestione Fassone Mirabelli, però l'attuale società mi sta permettendo di continuare il lavoro già fatto lo scorso anno per continuare a dare, diciamo,
dal vivaio dalle giocatori della prima squadra. È evidente che se la vecchia gestione è andata via ed è rimasto Angelo Aiello, sicuramente perché è un uomo di spessore, un uomo di grande qualità, ma soprattutto di grande professionalità. Angelo, in chiusura ovviamente insomma, abbiamo già parlato con Felice Natalino di questo torneo straordinario che, ripeto, ormai è per gli addetti ai lavori un riferimento importante, come è insomma l'Arco di Trento per quanto riguarda quel tipo di categoria, come può essere Viareggio. Invece per i Pulcini, quindi per il 2008 quest'anno, l'Internazionale di Lamezia, il Pasquale Gallo, grande punto di riferimento che vede te protagonista insieme a Felice Natalino nell'organizzazione di un evento straordinario. Sì, siccome noi lo facciamo per hobby questo torneo, allora abbiamo provato a dare quello che merita la città di Lamezia e la Calabria, quello di dare un valore importante a un torneo che non sia il solito torneo dei 3 giorni. Abbiamo provato ad investire in maniera notevole anche grazie agli investitori, agli imprenditori lametini e della Calabria, e siamo riusciti a portare un torneo che è partito da 16 squadre in 4 anni a 64, 16 professionisti, 8 straniere. Niente, avremo 4 giorni di fuoco, però speriamo che Lamezia possa diciamo, in quei 4 giorni essere il centro del calcio giovanile italiano. Saranno tanti gli addetti ai lavori, Angelo, presenti a Lamezia proprio per visionare i tanti ragazzi, i tanti potenziali talenti? Diciamo che lo facciamo, no, è una battuta, volevo fare una battuta che lo teniamo a porte chiuse per il Milan e per l'Inter, no, ci saranno tutte le squadre, già sappiamo che i nostri colleghi di altre squadre tipo la Juve, tipo l'Atalanta, la Roma si stanno attrezzando con i loro scout a scendere giù a Lamezia, perché visionare oltre 800 bambini in 4 giorni, vederli in 7 partite non è da tutti. Ecco, il valore di questo torneo non è il numero di squadre, ma anche la quantità di partite che verranno fatte in quei giorni, dove tutti i bambini faranno una maratona di calcio, giocheranno sempre. Ecco. Noi saremo ovviamente presenti con il MUX di Sport Italia, ma anche con Teleeuropa Network, che seguirà l'evento riprendendolo anche nelle parti diciamo, più intense di questo torneo. Ricordiamo Milan, Inter, Roma, Genoa, Benevento, Potenza, Catania, la squadra anche giapponese, tante squadre straniere, insomma un momento anche di interscambio culturale, ma anche soprattutto turistico, Angelo. Sì, guardi, noi stiamo gestendo soltanto le squadre e abbiamo dovuto dare a disposizione di queste 64 squadre 12 strutture alberghiere. Sappiamo che altrettante strutture alberghiere si stanno attrezzando e stanno ospitando i genitori, quindi si parla di oltre 2500 persone che vengono a stare in quei 4 giorni a Lamezia, quindi per noi è un motivo d'orgoglio, ma ripeto, è soltanto per dare lustro a una città che sia a livello calcistico sia a livello amministrativo sta attraversando un periodo non bello. Nel finale ti strappo una promessa, Angelo: o Fair Play in Football o tempi supplementari, sarai presente in studio con noi, o Milano o Cosenza? Ti ringrazio, l'ho promesso, non vado quasi mai nelle trasmissioni perché il mio è un lavoro da dietro le quinte, quindi i personaggi del mondo del calcio sono altri. Io però te l'ho promesso e così farò. E a noi farei molto piacere, perché fa piacere essere rappresentati da personalità che rappresentano la nostra regione con grande capacità. Grazie Angelo Aiello, buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci. Beh, Attilio, insomma, abbiamo conosciuto anche un'altra figura importante, cosentina, che gestisce lo scouting nazionale del Milan. No, ma oltre a questo, l'iniziativa che stanno portando avanti con Felice Natalino, abbiamo avuto modo di parlarne qui in studio in maniera certamente più approfondita, è senza dubbio un bene per la nostra regione portare comunque altre realtà importanti, internazionali, valore aggiunto per l'economia. Questo fa capire come il calcio non sia solamente uno sport, 11 scemi che vanno dietro una palla, ma che può essere sicuramente un volano importante per l'economia.
Assolutamente, come lo è il calcio femminile, mister Orlando, che in questo momento suscita grande interesse, vuoi per il mondiale che insomma Sky si è accaparrato, vuoi per il grande spot mediatico lanciato da Juventus Fiorentina allo Stadium con appunto la struttura torinese strapiena di pubblico, di gente. Quello è un grande segnale, no? Quello è stato un grande segnale, sicuramente fortemente voluto da entrambe le società, soprattutto dalla Juve, che ha creduto in questa partita e nel progetto, ma anche alla Fiorentina, che già con Della Valle era partita qualche anno prima. C'erano 41.000 spettatori se non erro, ed è stato uno spettacolo, perché quasi una partita stile inglese, gente che sorrideva, bambini in campo, bandiere che... in particolare però l'ingresso era gratuito. Era gratuito, vabbè. La controprova l'avremo quando... Hanno dovuto sempre prendere la macchina, andare andare allo allo stadio, comunque è stato anche lì sicuramente anche un movimento economico, no? Entrare all'Allianz Stadium, vedere magari anche il museo, conoscere i nomi delle calciatrici. Addirittura nello store della Juve ormai anche le maglie della Girelli e di altre calciatrici della Juve si stanno vendendo, non dico proprio quasi come quella di Dybala o di Ronaldo, ma comunque sono numeri importanti. Numeri importanti, Gianmaria, che fanno del calcio femminile in questo momento sicuramente una grande vetrina, una grande opportunità per delle ragazze che rappresentano sicuramente anche dal punto di vista tecnico una risorsa importante. Assolutamente sì, e ti posso garantire che anche qui da noi a Cosenza abbiamo delle atlete ottimamente guidate da mister Orlando, che stanno dando dei segnali positivi e che credo che in futuro si toglieranno loro grandi soddisfazioni e comunque faranno sì anche che il Cosenza calcio femminile possa raggiungere degli obiettivi importanti. Nella terza parte ovviamente dedicheremo ampio spazio al Cosenza calcio femminile, andando a conoscere i personaggi che compongono la formazione rossoblu. Attilio, però entriamo subito a gamba tesa, no? Perché insomma quando poi i risultati arrivano, quando sei nel finale di campionato e hai quasi diciamo ottenuto l'obiettivo, si guarda oltre, si guarda al futuro. Sono tante e insistenti le voci che giungono da Bari di un interessamento per mister Braglia. Ovviamente il lavoro del mister in questi anni è sotto gli occhi di tutti, un allenatore vincente, un allenatore che ha dalla sua un curriculum straordinario. Che notizie ci dai su queste voci insistenti che arrivano da Bari o da Napoli? Braglia è un uomo di parola. Ogni avventura o è cominciata o si è conclusa solamente dopo il raggiungimento dell'obiettivo e la fine della stagione. Quindi a fine campionato le parti, come sempre, non è retorica, in realtà è così, anche lo scorso anno è accaduto, si siederanno ad un tavolo, stileranno il bilancio della stagione e probabilmente si metteranno d'accordo per un possibile futuro insieme. Dalla parte del Cosenza non vedo perché non ci debba essere la volontà di continuare con Piero Braglia, e senza dubbio ci sarà, mentre dall'altro canto è chiaro che il tecnico ha dimostrato anche di voler intraprendere molto spesso delle sfide prima di chiudere il cerchio definitivamente, quindi sinceramente non mi stupirei se poi alla fine ci fosse un addio. Per Stefano Trinchera ha firmato un rinnovo biennale fino al 2021, ma anche intorno a lui ci sono delle sirene importanti di mercato, non credo da Bari, anche perché, come giustamente hai detto tu, Bari è una società controllata dal Napoli e Cristiano Giuntoli inserirà nell'organigramma del Bari un uomo a lui vicino al Napoli, in questo momento in pole position per occupare la poltrona di direttore sportivo del prossimo Bari. A meno di clamorosi colpi di scena e di clamorosi cataclismi in Serie C c'è Gianluca Grava, ex difensore del Napoli e attuale responsabile del settore giovanile della formazione partenopea, appunto. Premesso che il risultato sul campo ancora è da raggiungere e quindi bisogna stare concentrati sul pezzo, perché insomma la partita contro lo Spezia sarà sicuramente decisiva, poi insomma ci sarà tempo e modo per discutere. Però Gianmaria, ti chiedo, qualora questa offerta che potrebbe arrivare da Bari fosse vera, a tuo avviso potrebbe essere bilanciata da come dire, una progettualità da parte del Cosenza che veda magari Piero Braglia protagonista al timone ancora del Cosenza, ma con un obiettivo diverso?
Io sinceramente credo proprio di sì, nel senso che il Presidente ha dimostrato che ha in mente un progetto serio, fatto di piccoli passi, come credo sia giusto che sia, però ovviamente l'offerta che potrebbe arrivare da Bari, capitanata appunto da De Laurentiis, potrebbe far vacillare il tecnico, come giustamente ci diceva prima. Quindi non lo so, è difficile. Fossi in Braglia spero che alla fine accetti un'eventuale riconferma da parte del Cosenza, però Bari attualmente con De Laurentiis credo sia abbastanza forte. Beh, credo, mister Orlando, che anche dopo la promozione ottenuta storica a mister Braglia non siano mancate le offerte di formazioni che magari avrebbero voluto fare lo stesso percorso del Cosenza, però poi insomma la stretta di mano con il Presidente, ma soprattutto obiettivi comuni, credo abbiano convinto poi il mister a rimanere a Cosenza. Sì, sì, sicuramente. Cosenza è una città che l'ha accolto benissimo e ormai se n'è innamorato anche lui, quindi speriamo che rimanga. Ed allora ci fermiamo per il primo blocco pubblicitario, non cambiate canale perché al rientro invece analizzeremo il Crotone anche dal punto di vista del futuro, ma soprattutto del presente, e poi tanta Serie C. Vi aspetto, non cambiate canale. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Mentre anche a bocce ferme si discuteva ovviamente su quello che potrebbero essere gli scenari futuri dei rossoblu silani, ma questo lo vedremo solo dopo aver raggiunto l'obiettivo che rimane ovviamente quello della salvezza. L'attesa aumenta il piacere, recita la grafica. Attilio, un punto a Padova per il Cosenza, manca solo l'aritmetica per blindare la salvezza. Direi proprio di sì a questo punto, e quale migliore occasione del prossimo impegno contro lo Spezia tra le mura amiche subito dopo la giornata pasquale per blindarlo questo discorso e finalmente iniziare anche una progettualità invocata dai tifosi, sempre sulla strada maestra che ha portato fin qui il Cosenza a recitare un grande ruolo in Serie C, blindare questa salvezza in Serie B e poi magari progettare, chissà, anche in un prossimo futuro un progetto di crescita graduale fino a portare i playoff, anche se già in questa stagione, a mio avviso, come ci siamo spesso soffermati, con uno stoccatore davanti magari il Cosenza avrebbe potuto già entrarci di diritto quest'anno, e l'ho detto anche Piero Braglia a fine partita. A questa squadra giustamente mancano quei 6-7 punti, il Cosenza con 6-7 punti in più sarebbe oggi attualmente, credo, anche di diritto nella griglia playoff. Ma per la politica dei piccoli passi la salvezza è senza dubbio un obiettivo senza dubbio che potrebbe far la differenza per poi quella famosa crescita futura. Ma chi l'avrebbe detto ad inizio stagione a bocce ferme che il Cosenza oggi, a qualche giornata dalla fine, sarebbe già salvo e potrebbe blindarla aritmeticamente? Questo fa sì che l'importanza di Braglia in questo progetto non sia solamente un'importanza da un tecnico. Braglia ha dimostrato di essere un grande psicologo e soprattutto ha fatto da padre a qualche giocatore che senza la guida di Piero Braglia avrebbe potuto perdersi per strada. Effettivamente, mister Orlando, il ruolo di Braglia in questo campionato è determinante per aver trasferito consapevolezza alla squadra, per aver trasferito dei concetti di grande attaccamento anche ai colori rosso-blu, ma rimane un po' anche quel timore, no? Si parlava insomma un paio di mesi fa delle difficoltà dell'ultima giornata che vedeva il Cosenza riposare, della penultima a Salerno. Devo dire che da questo punto di vista, se il trend continua ad essere questo, andare a salvarsi con 3 giornate d'anticipo sarebbe davvero averlo vinto questo campionato rispetto a come si era iniziati, rispetto anche all'adattamento al campionato necessario per poter ottenere poi i risultati che sono arrivati. Sì, sicuramente giocare e vincere il giorno di Pasquetta non solo sarebbe una bellissima festa per tutta la città, ma ci dà quella tranquillità di cui davvero la squadra ha bisogno perché ha lavorato bene. Abbiamo perso dei punti strada facendo, ma ci sta. La Serie B non è un campionato facile ed è un risultato, secondo me, bellissimo quello che Braglia ha raggiunto, quello dell'attaccamento dei giocatori alla maglia e della città di nuovo alla propria squadra. E quindi sicuramente anche il lavoro del presidente, del direttore e di Braglia hanno creato
questa bellissima storia d'amore che spero che non finisca. Prima di andare a tuffarci in quello che sarà appunto l'analisi di Cosenza Spezia, Attilio, facciamo un passo indietro, andiamo a Crotone, ritrovata compattezza, recita la nostra grafica realizzata appunto per i pitagorici. È un Crotone che forse insomma ha capito che era meglio non perdere, guadagnare un punticino, così è stato rispetto alla concorrenza. Adesso però tocca davvero nel rush finale un Crotone sul pezzo, un Crotone all'altezza. No, a 34 punti la salvezza non è poi così lontana, è assolutamente mai come in questo momento alla portata. Il Crotone è compatto, il Crotone è vivo anche contro la Cremonese, che ricordiamolo, lo testimoniano i numeri, non lo diciamo certamente noi, è una delle formazioni più in forma in questo rush finale di campionato. E si conferma la tendenza positiva a proposito di talismano del neo direttore sportivo Nereo Bonato, che da quando è arrivato alla Cremonese, la Cremonese non ha mai perso, come vedremo anche dalle immagini curate, capitanate regia dal nostro Enzo Leonetti. Si sfidavano due tecnici certamente in rampa di lancio, uno è Giovanni Stroppa, l'altro è Massimo Rastelli. Grande protagonista della sfida dalla parte della Cremonese senza dubbio Piccolo, con un Crotone che aveva confermato il 3-5-2 senza Golemic, squalificato per 5 gare, ritrovando però Spolli e ritrovando quella famosa compattezza che poi anche a fine partita ha fatto la differenza. Attilio, il Crotone tra l'altro insomma è una situazione particolare, no? Perché se avesse vinto questa gara difficile, dove tra l'altro abbiamo visto anche Dos Santos, l'ex con la maglia della Cremonese, che ha lasciato sicuramente un grande ricordo a Crotone. Crotone la settimana prossima riposa ed è davvero questa una settimana che potrebbe essere decisiva per chi sta dietro i pitagorici, no? Cercheranno di sfruttare il turno di riposo del Crotone. È una settimana chiave questa, no? Settimana chiave, e bisogna sperare anche in questo caso per la formazione guidata da Giovanni Stroppa in un pizzico di fortuna, ma le immagini appunto con Simi, Barberis testimoniano comunque che la squadra, che come dicevamo prima con Rodien, condizionata anche da un terreno di gioco non in perfette condizioni dovuta anche alla pioggia, è viva assolutamente. Sperare lecitamente secondo me in un pizzico di fortuna e per forza di cose deve essere la chiave, la base prima di andare ad affrontare un Venezia ad armi pari. Ma le immagini, ripeto, testimoniano un Crotone che con Simi e Pettinari hanno cercato di impensierire poi la difesa della Cremonese. In questa circostanza Benali non è stato così precisissimo davanti all'estremo difensore Nicola Ravaglia della Cremonese, una Cremonese che in ogni occasione appunto grazie alla verve di Piccolo, che però è stato ben fermato da un Cordat sempre attento, come testimoniava appunto la nostra grafica. Ritrovata compattezza anche con l'ambiente, questa è una notizia secondo me anche da non sottovalutare. In relazione al Crotone, Attilio, ci sarà però da controaltare lo scontro diretto Foggia-Livorno, no? Quindi il Venezia andrà invece a fare visita non certamente in un campo semplice come quello del Duca di Ascoli, quindi sarà chiamata ad un'impresa. I lagunari sicuramente dovranno per cercare di scavalcare i pitagorici vincere. Ad Ascoli non sarà semplice. Certo è che però questo turno di riposo complica un po' la volata salvezza. La volata salvezza, il Foggia si gioca praticamente tutto in queste partite, ha perso direi anche immeritatamente contro il Venezia di Serse Cosmi, che ha vinto sì ma con un calcio di rigore, gara di marca prettamente dei Satanelli che affronteranno un Livorno tosto, un Livorno vivo che però ieri ha perso contro la formazione anche direi in questo momento più spedita verso la Serie A, aiutata da un pizzico di fortuna ma aiutata anche dall'abilità di rimanere sempre fino alla fine in partite. Dall'altro canto si ritroverà un Ascoli ferito, protagonista ancora una volta di quei cali di concentrazione che non fanno senza dubbio ben sperare. È accaduto contro il Benevento tra le mura amiche, è accaduto anche contro lo Spezia in vantaggio di 2 reti, rimontato dal ciclone Spezia, targato doppietta di Galabinov e gol dell'ex Cosenza Okereke. Cosenza che appunto lo ritroverà nel prossimo impegno. Ed allora, prima del prossimo impegno andiamo a fare un po' il punto di quello che è accaduto per l'intera giornata di campionato in Serie B, Attilio, con un Palermo
Palermo strepitoso, Corsaro a Benevento, che dimostra davvero grande carattere rispetto anche a una situazione difficile, ma questa è una vittoria davvero pesante per i rosanero. Le vittorie pesanti secondo me sono quelle del Palermo, naturalmente per la lotta alta della classifica, e quella del Venezia. Anche del Brescia. Ma il Brescia io sinceramente per come lo considero già andato. Ha di fatto certificato la Serie A. No, ma secondo me per quanto fatto, per la continuità mostrata in questo campionato, non può essere intaccata questa leadership mostrata dagli uomini di Eugenio Corini. Il Palermo dimostra che finalmente, pensando al campo, riesce ad ottenere dei risultati pesantissimi contro un Benevento che negli scontri diretti fatica maledettamente. Certo è che in questa corsa promozione il Palermo in questo momento può essere artefice del proprio destino, perché il Lecce deve riposare. Finalmente il Palermo può pensare al campo, e dopo tutto quello che è accaduto penso sia la notizia più bella per i calciatori del Palermo. Il Palermo che vedrà l'acquisto certificato nelle prossime ore con un comunicato ufficiale, l'ingresso di York Capital, che ha preferito investire nel Palermo piuttosto che investire nella Sampdoria. È una squadra che per forza di cose ha lasciato qualche punto per strada, ma forse anche qualcosa in più a livello di rosa del Brescia stesso. Il Lecce ha quella sana follia che in determinate situazioni può fare la differenza, mentre il Palermo dalla sé ha chiaramente quell'esperienza che il Lecce per forza di cose non può avere. Gianmaria, da dirigente, questa notizia che ci ha dato Attilio può aver inciso nella psiche dei calciatori in una prestazione che certamente non era semplice. Andare a Benevento con una squadra diretta, concorrente per la promozione diretta, e andare a vincere testimonia come evidentemente questa buona notizia sotto il profilo societario abbia evidentemente inciso sull'umore, ma anche sull'atteggiamento della squadra in campo. Sì, ovviamente avere una società alle spalle piuttosto che non fa sempre la differenza, però devo dire la verità, mi è piaciuto l'atteggiamento dei calciatori ancora prima, quando non avevano certezze da questo punto di vista. Quello che più mi ha colpito è stato il capitano, Bellusci, il difensore, che anche non le ha mandate certo a dire in sala assolutamente, diciamo che ha dato una bella carica a tutto l'ambiente, squadra in primis, e i risultati poi hanno testimoniato questa forza del gruppo, insomma. La mia curiosità, Paolo, anche sfruttando la competenza del mister Orlando, è come si fa in queste situazioni a gestire, a rinfrancare, a dare delle certezze poi a chi sta all'interno dello spogliatoio pur non avendone alle spalle? Si fa leva sul gioco, anche sulla personalità, sull'idea di squadra che uno vuole ottenere, sia a livello globale che a livello personale. Sicuramente in questo caso gli uomini del Palermo hanno una morale molto, molto forte, e questa è sicuramente la spinta che poi ha portato a questi risultati. Comunque, anche se non hai la certezza, sei sempre lì, primo in classifica, sei sempre lì a lottartela, quindi la Serie A la vedi sempre più vicina. È normale che c'è questa spinta, prima o poi se vuoi ottenere un risultato, più corri, più sei forte, più ci riesci al 100%. Quanto incide l'allenatore però sotto il profilo della carica emotiva? Quanto c'è a tuo avviso di mental coach, soprattutto nel caso di Roberto Stelloni, no? L'allenatore è importantissimo perché deve dare delle motivazioni a chi ovviamente rischia di perderle gara dopo gara o giornata dopo giornata. Sento anche dei rumors fuori dal campo, perché spesso un calciatore non è solo concentrato sulla partita, ma essendo un essere umano come tutti sente anche i rumors esterni, quindi è importantissimo essere competenti. Ecco, l'allenatore deve essere competente e far capire ai giocatori che hanno qualcuno su cui contare, che comunque vada bene o vada male c'è sempre qualcuno che li può aiutare e che si trova sempre una soluzione. Nel calcio non ci sono problemi, ci sono solo soluzioni. Ci sono soluzioni, ma ci vogliono le persone adatte e giuste per averle queste soluzioni. Attilio, apriamo il capitolo legato al calcio mercato, apriamolo però proprio con il Crotone, no? Perché prima abbiamo parlato di Trinchera, abbiamo parlato di Braia, ma anche a Crotone sembra esserci un po' di movimento particolare sotto il profilo dirigenziale. Per esempio ti chiedo, Beppe Ursino
È ancora insomma nell'ottica Crotone? Sarà anche il prossimo anno insomma un uomo pitagorico a tutti gli effetti? Sinceramente non lo so, però è chiaro che si percepisce chiaramente dall'esterno una sorta anche di voglia, una volta ottenuto l'obiettivo anche di una modifica. Cambieranno secondo me anche tanti calciatori all'interno. Ha rinnovato Barberis, altro segnale secondo me di forza. In scadenza c'è un altro pezzo pregiato come Rodien, Benali, calciatori importanti. Il Crotone ha uno dei monte ingaggi più alti della Serie B, se non vado errato addirittura il terzo monte ingaggi da contraltare. Il Cosenza è al penultimo, al terzultimo posto per monte ingaggi e per spesa investita sugli ingaggi dei calciatori. Questo fa sì che è chiaro che ci sia un rinnovamento. Mi aspetto anche qualcosa sinceramente dal punto di vista dirigenziale, molto di più da un punto di vista prettamente di parco giocatori, e il Crotone ha già messo le mani avanti prendendo i 3 calciatori rivelazioni del campionato di Serie C, i 3 fenomeni, chiamiamoli così, ovviamente con le relative proporzioni del Gozzano, uno su tutti Messias, già facendo capire la strategia per il futuro. 100 secondi, il calciomercato in A, in B e in C. Sì, parto proprio da quanto dicevamo prima sul direttore sportivo del Padova, Zamuner, che è finito sotto l'occhio attento e vigile del Venezia di Renzo Rosso per la prossima stagione. Confermiamo l'interesse sempre più forte del Genoa per Andrea Lamantia del prossimo anno. Sandro Tonali in questo momento, tutti pazzi per Sandro Tonali, la società più vicina in questo momento a Sandro Tonali, che cercherà di investire fino alla fine e strapparlo alla concorrenza, è la Roma, che è pronta a investire circa 25 milioni di euro per strapparlo alla concorrenza. Altro aggiornamento su un altro calciatore appetito a più riprese sul mercato, sempre del Brescia, Ernesto Torregrossa. Non piace solo alla Fiorentina, ma piace anche per la prossima stagione al Chievo in B. In C non ci sono movimenti ovviamente. In questo momento credo che l'obiettivo... Se non quello di Ghirelli, che ha... È quello un movimento che può fare la differenza. Assolutamente. Anche in chiave di mercato, aprire a nuove frontiere, ai giovani validi solamente, che devono giocare e non farli giocare solamente per far numero e beccare il premio valorizzazione, penso sia uno dei punti cardine per far sì che finalmente la Serie C possa avvicinarsi da un punto di vista tecnico alla Serie B e alle altre categorie. Ne parleremo ampiamente nella terza parte. Mister Orlando, le chiedo da tecnico come si affronta lo Spezia che soprattutto in trasferta, no? Poi lo chiedo anche a Gianmaria, è una squadra difficile da affrontare, che segna tantissimo. Sarà lo stesso l'approccio del Cosenza, un approccio aggressivo, o magari consci anche di una classifica tranquilla, magari aspettarli e far fare a loro la partita? O non cambierà noi lo scenario? In casa abbiamo un fattore fondamentale, che è quello dello stadio. San Vito Gigi Marulla è impressionante. Quando il Cosenza gioca in casa io vedo tutte le altre squadre soffrire, anche il Brescia. Per me è vero, è una delle squadre più forti, però il Cosenza non ha sfigurato, quindi sicuramente il fattore campo è un punto in più per noi. La partita va ovviamente giocata con attenzione. Non bisogna fare errori, bisogna stare attenti e giocare da squadre e insomma riuscire a fare il nostro gioco, perché il Cosenza c'ha un gioco, lo sa fare benissimo. Poi la cosa importantissima è che Braglia riesce a cambiare la partita in corso, e questo è sicuramente un vantaggio per noi. Certo, bisognerà stare attenti, Gianmaria, alla pericolosità di una squadra, sicuramente quella spezzina, che si gioca i play-off e che verrà a Cosenza certo per trovare i 3 punti. Dall'altra parte il Cosenza vorrà chiudere definitivamente il capitolo salvezza. Bella partita. Bellissima partita, si preannuncia e devo essere sincero, sorprende a me la classifica dello Spezia, perché ha dei valori importanti. Credevo potesse fare un campionato ancora più importante di quello attuale, insomma. Partita tosta, anche perché l'attacco dello Spezia che su tutti è molto forte. Ritrovarlo sarà anche un momento di gioia, no? Rispetto a quello che è stato fatto. Leggevo anche un siparietto con Tutino sui social, dove lui appunto preannuncia questo suo ritorno con entusiasmo, e Tutino in risposta dice: questa è casa tua, perché in realtà che è ancora nei cuori di tutti noi. Ma soprattutto riecheggia sempre la canzone. Quello rimarrà nella storia. No, ma anche il siparietto che diceva prima
Gianmaria, su il ruolo che sta assumendo di capitano in pectore Gennaro Tutino a Cosenza può aprire degli scenari di mercato totalmente inaspettati. Sappiamo le ambizioni legittime di Gennaro Tutino, che sta crescendo sempre di più, fortunatamente per il Napoli, anche per il Cosenza che giova delle sue prestazioni. Ma io, se fossi Gennaro Tutino, rifletterei anche su questo tipo di percorso che poi possa portarlo anche a non essere protagonista da un'altra parte, a non avere la certezza di esserlo come poteva essere a Carpi, e un ambiente che lo stima, lo stimola, gli permette di crescere ulteriormente, come è e come può essere Cosenza anche in futuro. L'attacco dello Spezia, anche la variabile impazzita Kalavinov, autore di una doppietta nell'ultimo turno. Pasquale Marino di solito sceglie la via di schierarsi senza punti di riferimento, con Okereke e Da Cruz che, se stanno bene insieme, sono una bomba a orologeria. E avrà da preoccuparsi la difesa del Cosenza contro l'attacco dello Spezia, sono d'accordo con Gianmaria. Ci sarà da divertirsi al San Vito Marulla, dove si attende il pubblico delle grandi occasioni, e sicuramente l'ultimo sforzo per accompagnare i rossoblù verso la salvezza, e siamo certi che tutto lo stadio reciterà un ruolo straordinario in quella che poi potrà essere davvero una grande impresa realizzata dagli uomini di Piero Braglia. Chiudiamo il capitolo legato alla Serie B e apriamo velocemente presentando un po' quello che è accaduto in Serie C, Attilio, con ancora una volta il Catanzaro che non riesce a rimanere sul pezzo. Questo è un problema che si ripete, e quello della concentrazione può davvero essere un allarme per Auteri, perché insomma nei playoff è sicuramente l'aspetto chiave, l'aspetto fondamentale, quello della concentrazione, che evidentemente in questo finale di campionato al Catanzaro sta venendo meno. Allarme rosso in casa Catanzaro, anche perché i segnali, i campanelli d'allarme iniziano ad essere veramente troppi. La gara interna contro la Virtus Francavilla guidata da Bruno Trocini, il 2-2 contro la Viterbese, la doppia inferiorità numerica, ma un Catanzaro che allo stesso tempo, come titola la nostra grafica, riesce ad essere croce e delizia. Si diverte in campo, ma poi improvvisamente non si sa perché si addormenta. E altri punti persi per strada, anche se il presidente Floriano Noto indica la via sempre più in alto verso l'obiettivo secondo posto, che indubbiamente potrebbe avere un'importanza predominante sul resto. Ma è un turno che ha offerto molti spunti negativi, tanti purtroppo, e qualcuno positivo. Positivo è sicuramente quello della Juve Stabia, che vincendo una gara fondamentale credo che abbia spalancate le porte del ritorno in Serie B, almeno di clamorosi arachidi da parte appunto della formazione stabiese. Però credo che il Menti sabato sarà davvero un catino infernale proprio contro la Vibonese. Insomma, non sarà sicuramente una partita facile per gli uomini di Patron Caffo, che come insomma recita la nostra grafica, allegretti ma non troppo. Un'altra sconfitta che sicuramente lascia un po' l'amaro in bocca, perché poteva essere un campionato straordinario, rimane un campionato importante quello degli uomini di Nevi Orlandi, che però per larghi tratti del campionato sono sempre stati dentro i playoff, e che a 3 giornate dal termine vede ancora in corsa i rossoblù, però un po' in affanno. Abbiamo buttato a sorridere, chiaramente, perdonateci col titolo allegretti ma non troppo, ma ritornando seri è stata una gara dove la Vibonese però non ha sfigurato, creando tanto, soprattutto nel primo tempo, giocando in maniera superiore rispetto al Monopoli di Beppe Scienza, ma c'è nervosismo, c'era l'attaccamento e la voglia di farli questi playoff, come testimoniato dall'espulsione del direttore Simone Lo Schiavo. È una Vibonese che purtroppo non riesce poi a gestire in maniera complessiva l'intero arco dei 90 minuti, è questo che poi sta pagando alla fine la deconcentrazione, anche secondo me purtroppo una non abitudine a lottare per certi traguardi, ma la stagione resta secondo me positiva per la famosa politica dei piccoli passi, che il prossimo anno, anche non certificando i playoff, vedrà sicuramente la Vibonese alle prese con una crescita graduale da grande società quale ha dimostrato di essere. Certo che il campionato di quest'anno, mister Orlando, in Serie C è davvero incredibile, no? C'è una Viterbese che ancora deve recuperare partite, il Matera non c'è più, bonus Matera
per la Reggina all'ultima giornata, le altre lo stanno ottenendo via via. Insomma, credo che, come dicevo prima, insomma, la notizia che Ghirelli dava come rivoluzione in questo torneo evidentemente ormai è necessaria, perché insomma, non si può fare calcio così a queste latitudini e a queste condizioni. Decisamente, ora che il campionato di Serie C cambi e si sviluppi in modo differente, anche perché merita una giusta piazza e una giusta importanza, quindi così facendo non si capisce bene quando si gioca, dove si gioca, perché si gioca, quindi è importante che, spero insomma, l'anno prossimo che sia un campionato differente. Gianmaria, c'è la rincorsa adesso al Cosenza di turno, no? In Serie C, perché insomma, inizia un percorso difficile, forse un po' meno tortuoso rispetto a quello che il Cosenza ha affrontato lo scorso anno, perché insomma, chi arriva a vincere la semifinale di diritto arriverà in Serie B, quindi insomma, un campionato davvero sul campionato. Esattamente, sinceramente pensavo proprio a questo quando si parlava di Catanzaro Auteri. Mi è venuto in mente il Cosenza dello scorso anno. Ti interrompo e dopo la pubblicità mi dirai insomma, qual è il ragionamento che volevi fare. Ci fermiamo, al rientro ancora a Catanzaro, poi ci tufferemo sulla Rende e sulla Reggina che pareggia in casa del Rieti Rende, vittoria in casa della Cavese per la Reggina. Non cambiate canale. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Rieccoci, quindi Gianmaria, stavamo dicendo a proposito del Catanzaro e dei playoff? Dicevo proprio questo, che la fortuna del Cosenza dello scorso anno è stata quella di aver fatto una scelta, almeno io l'ho letta così, Braglia ad un certo punto del campionato, capendo che non poteva arrivare in una posizione diversa da quella che poi è stata, ha iniziato a centellinare le forze e a preparare i giocatori in virtù poi dei potenziali playoff che erano obiettivamente alla portata. Il rischio non è però quello di arrivare scarico mentalmente più che fisicamente. E lì la bravura sta nella parte dirigenziale e anche tecnica, ovviamente, a saper gestire i ragazzi in un determinato modo e non fargli mai abbassare la guardia, soprattutto dal punto di vista mentale. Qual è il segreto, mister, per arrivare pronti sotto tutti e due i profili, sia quello fisico che quello mentale? Come diceva appunto Gianmaria, non bisogna mai abbassare la guardia, quindi tenerli sempre sul pezzo, sempre ben attenti, allenati, qualora si può notare un po' di rilassamento, riprenderli subito sia a livello fisico che a livello mentale. Attilio, il Rende che ha effettuato davvero una bella prestazione in casa del Rieti, non era semplice, gli uomini di Ciccio Modesto in vantaggio, poi insomma sono stati ripresi, però è una risposta importante anche dal punto di vista emotivo. Una gara piena di errori, la resa dei conti titolata in grafica, la zona playoff ancora alla portata per il Rende, però spreca troppo, sotto porta servirebbe maggiore incisività per far sì che poi questi punti si trasformassero in 3 punti. Sembra una banalità, ma la pesantezza di una vittoria a Rieti, in un campo così difficile, contro una squadra così difficile da affrontare. Il Rieti ha rubato talmente tanti di quei punti alle calabresi, tra Reggina e Catanzaro, che veramente punti fondamentali poi per un eventuale playoff, ma in questo momento è la squadra più difficile da affrontare, vuoi per l'atteggiamento in campo e vuoi per un allenatore in panchina decano, che porterà secondo me poi alla fine la barca in porta, ancora un ottimo risultato in una carriera già ricca di imprese sportive da parte di Ezzolino Capuano, ma per il Rende servirebbe maggiore incisività sotto porta. Sembra riduttivo catalizzare l'attenzione solo su questo aspetto, poi più che altro 90 minuti ricchi di errori dove veramente la posta in palio anche in questo caso era davvero alta. Il Rende, che in questo momento è 10° ed è dentro i playoff, ricordiamo che insomma dalla finale di Coppa Italia, dall'esito della finale di Coppa Italia dipenderà l'eventuale posizione numero 11 per l'ingresso nei playoff, potrebbe essere l'11ª del nostro girone qualora la Viterbese battesse il Monza in finale di Coppa Italia, però il Rende ha un
campionato difficile, c'è un girone, c'è un finale di campionato davvero tosto, no? Già sabato prossimo a Vibo, al Luigi Razza, arriverà il Trapani, che proverà magari un'impresa cercando di non consegnare per demeriti propri il campionato, ma qualora insomma la Juve Stabia vincesse in casa, allora insomma si alzeranno le mani. Però il Trapani credo che fino all'ultimo proverà, insomma, no? Proverà, ma è complicato. Io sinceramente mi aspetto in questo finale di stagione che vengano messi a punto anche i dettami, come giustamente diceva prima anche Gianmaria, per i possibili playoff. Vediamo anche le immagini, lo scontro tra Sedik Gondò e l'avversario, dove Gondò invocava un rigore che, per dir la verità, appare non evidente, assolutamente evidente. Non so come non sia stato potuto dare. Questo è uno degli errori del rende sotto porta, con la sortita di Actis Goretta e poi Vivacqua che non riesce a mettere il pallone alle spalle del portiere avversario Marcone. Ma ritornando al Trapani, mi aspetto che possa, ripeto, pensare già ai playoff, e l'errore clamoroso di Viteritti a spalancare la strada per il gol del pareggio sigato da Brumà, errore veramente incredibile da parte dell'esterno Viteritti al 41esimo, gara già sull'1-1, poi finita in quel modo. Ma vedremo dalle immagini un altro errore clamoroso di Marcone, dove Borello non è stato in grado di approfittarne. Il rende che riposerà tra l'altro all'ultima giornata, quindi questo sicuramente lo penalizza nella corsa playoff. Corsa playoff che improvvisamente si accende a Reggio Calabria. La Reggina batte a domicilio la Cavese in uno scontro diretto, Cavese di Giacomo Modica, una partita che vedeva al rientro in panchina Roberto Cevoli, che in settimana ha lavorato alla grande sotto il profilo psicologico, mister, insomma il discorso è sempre lì. Sempre poi, lì, no? sì, sì. Roberto Cevoli, che è riuscito a compattare questo gruppo, una prestazione certamente non di grande livello, ma non serviva assolutamente il bel gioco, come per stessa ammissione anche del tecnico Amaranto. E al 90esimo il solito Martiniello, che è davvero incredibile, no? È entrato all'86esimo, è riuscito con una zampata straordinaria di esterno destro al 90esimo da ex a regalare 3 punti che in questo momento rappresentano forse il lancio per reinserire gli Amaranto nei playoff. Sapete a chi viene paragonato Martiniello, per chi lo conosce bene? A Zlatan Ibrahimovic. Il piccolo Ibrahimovic. Assolutamente, però paragone paragone abbastanza investito, abbastanza pesante. Sicuramente per l'impatto che ha avuto, insomma, in quei pochi minuti che ha giocato ha sempre dato quella parvenza di attaccante navigato in Serie C. Sì, sì, ma sono d'accordo con te quando sostenevi che non serviva entusiasmare poi in questa partita. Ai punti la Cavese avrebbe meritato certamente qualcosa in più, ma la Regina ha le stigmate della grande squadra, che sa gestire i momenti anche con un pizzico di fortuna, deve crederci un po' di più e deve essere bravo Cevoli ad inculcare questa mentalità nella squadra. Però, caro mister, no? Tu che di spogliatoi te ne intendi, no? Insomma, Massimo Drago è andato via, dallo spogliatoio è uscito per stessa ammissione del capitano con Son. Evidentemente forse il mister non era da Serie C. Il bel gioco in Serie C non paga, evidentemente paga il sacrificio, la corsa, paga anche un po' di fortuna. Ha pagato questo evidentemente il mister, secondo te? Probabilmente sì, la Serie C è un campionato sicuramente tosto, dove devi correre, prenderle, darle. Probabilmente il bel gioco in alcuni campi non si può attuare, purtroppo. E quindi se poi la società ha deciso di fare questo, avendo anche dei risultati, vuol dire che aveva ragione. Non so se abbiamo le immagini, Attilio, con Enzo Leonetti in regia, proprio di Cavese e Regina, se riusciamo a vederle poi le commentiamo, però chiedo a Gianmaria, la Regina che, ricordiamolo, l'ultima giornata ha il bonus Matera, quindi in questo momento avrebbe 46 punti, e sarebbe dentro la
griglia playoff, e sabato pomeriggio, ecco, grazie a Enzo Leonetti puntuale in regia, avrebbe davvero un match point importante in uno scontro diretto contro la Casertana, dove sono previsti almeno 12, 13 se non 15.000 spettatori al Granillo. Sì, la Reggina è una buonissima squadra, credo che sia stata smantellata un po' troppo nel mercato di gennaio e questo non abbia aiutato sicuramente il mister Drago, che ritengo essere un ottimo allenatore, a trovare subito la quadratura, visto per esempio Reggina Rende tempo fa, pareggiata dove Rende nel all'ultimo. primo tempo obiettivamente ha messo sotto. C'era a mio avviso anche un rigore abbastanza netto per il Rende e mancava l'amalgama della squadra, presumo appunto per quel motivo lì sono stati cambiati troppi calciatori, è difficile poi riuscire a gestire un gruppo così completamente nuovo. Attilio, il ritorno alla difesa a 3 è sicuramente un dato che ha dato sicurezza al reparto, ma in così poco tempo era difficile, insomma, proporre qualcosa di diverso rispetto al cliché al quale gli Amaranto ci avevano abituati. Di fatto è arrivata anche un po' la fortuna che Roberto Cevoli, alla quale Roberto Cevoli ci ha abituato, no? Gol al 94esimo, al 95esimo, rimonte pazzesche. Questo è un dato importante in Serie C, anche la fortuna. Non è frutto del caso, secondo me. Poi ricordiamo il Napoli di Mazzarri, quando segnava sempre al 94esimo, 95esimo. E indovinare anche i cambi. Sì, ma non è senza dubbio un caso. Io credo che ci sia l'attenzione fino alla fine e la voglia di arrivarci per primo rispetto all'avversario, come è accaduto alla Cavese, che ha spinto dal primo fino al 90esimo, ma poi non ha avuto il merito di crederci fino in fondo, ha dato per scontato il pareggio, cosa che non ha fatto la Reggina. Assolutamente. Mister Orlando, a Cosenza conoscono bene la storia dei playoff. Secondo te, se la Reggina dovesse centrare queste due vittorie, no? Che sono Casertana in casa e Vibonese, che potrebbe essere diciamo di fatto un po' scarica alla penultima giornata, vincendo appunto queste due partite più il bonus, andrebbe a 52 punti. Potrebbe essere davvero la mina vagante di questi playoff, con un pubblico come quello che si ritrova alla Reggina e con soprattutto una rosa di grande livello. Sì, sicuramente E con un talismano che nei playoff si chiama Alain Baclé. Sicuramente è una sorpresa e può fare, se è vero quello che hai detto tu di questi risultati, sicuramente potrebbe accadere e sarebbe bello per tutta la Calabria, anche perché finalmente il Granillo, che è uno stadio bellissimo, ci ho anche giocato, finalmente può riavere gli onori che merita. A proposito di Granillo, Attilio, insomma, il presidente Gallo sta lavorando in maniera incredibile, no? Prima di Pasqua addirittura dovrebbe aprire, perché la Reggina di fatto non ha mai avuto uno store in pieno centro in città, in Piazza Duomo. Il regalo per le festività pasquali del presidente, che i regali non finiscono mai. La piattaforma e-commerce, quando allora il direttore sportivo Massimo Taibi disse anche ai nostri microfoni è arrivato Babbo Natale, in realtà per i tifosi della Reggina ad oggi è sempre Natale, però non fa freddo, inizia a fare caldo pure a Reggio. Quindi... Assolutamente. Poi tra l'altro prezzi popolari in occasione di Reggina Casertana sabato pomeriggio alle 14:30. Ovviamente tutto dipenderà da questo finale di stagione, però insomma lo abbiamo detto a più riprese. Granillo, restyling, quasi tutto pronto anche dal punto di vista del finanziamento del credito sportivo, è pronto anche il bando per il centro sportivo Sant'Agata, ci sono tutte le componenti, c'è soprattutto un Granillo che sabato pomeriggio sarà davvero ribollente di entusiasmo. Sì, come sempre dall'arrivo del presidente Gallo, d'altronde però io credo che la Reggina, da società intelligente quale sia, stia preparando tra virgolette 2 o 3 strade parallele, no? Indipendentemente poi da quale sia l'obiettivo, il raggiungimento dei playoff. Ci auguriamo tutti, da amanti del calcio calabrese, di una promozione, così come nel caso del Catanzaro e di tutte le altre formazioni calabrese che poi saranno impegnate nei playoff. Tante strade parallele poi non prescinde dall'obiettivo sportivo, il progetto c'è, va avanti.
Assolutamente, saranno anche novità importanti qualora insomma si dovrà ricostruire, si potrebbe ripartire da uomini importanti, uomini di peso, uomini di calcio che insomma hanno dalla loro tanta esperienza. Uomini prima di tutto, che poi nel calcio di oggi se ne trovano sempre di meno. Uomini che amano questa maglia, uomini che possono dare un contributo, ma non perché la Regina in questo momento ha budget, ma perché si crede effettivamente. Però quello in che un ha processo dato di crescita. obiettivamente Luca Gallo in termini di contenuti umani, Anche di appeal, devo dire la verità, anche sondando diversi DS in questo momento in cerca, chiamiamolo di occupazione, ma non hanno chiesto il reddito di cittadinanza, loro non possono, però indipendentemente da questo la Regina ha un appeal diverso rispetto al passato. Assolutamente, questo è merito soprattutto di Luca Gallo che ha ridato entusiasmo, 5 partite, 60.000 spettatori, credo che è un dato indicativo. Chiudiamo il capitolo legato alla Serie C, lo riprenderemo ovviamente dopo le festività pasquali andando ad analizzare cosa è accaduto. Apriamo l'ampia pagina dedicata al calcio femminile e al Cosenza Calcio che se da un lato ha la squadra maschile in grande condizione, dall'altra ha la formazione femminile seconda in classifica e che sta regalando davvero grandi soddisfazioni, quindi insomma motivo d'orgoglio, ma soprattutto seguiamo questa formazione anche dal punto di vista dell'apporto. Sì, al momento siamo secondi in classifica, come ti dicevo il nostro campionato è un po', non dico simile a quello della Serie C, ma può succedere siccome siamo collegati alla Basilicata, quindi il nostro è un campionato anche insieme alle squadre della Basilicata, quindi spesso può succedere per condizioni climatiche o indisponibilità di campo che alcune partite vengono spostate o meno. Infatti adesso recuperiamo la 7ª giornata che è quella di andata il 25 aprile, noi giochiamo in casa contro il Potenza che è una squadra fuori classifica e quindi poi dal 25 può darsi che non saremo più seconde, saremo terze, ma comunque è un bellissimo campionato, per come siamo partite è una bellissima esperienza. Assolutamente, poi tra l'altro insomma età media mi dicevi 23 anni. 23 anni, sì. Ci sono insomma ragazze in rampa di lancio, c'è tanta qualità oltre che tanta quantità. Sì, sì, noi abbiamo iniziato facendo degli open day a fine ottobre, sia per l'Under 12 che per la prima squadra e anche per l'Under 15, tant'è che non avendo adesso al momento il campionato dell'Under 15, nonostante il Cosenza si sia iscritto, ma siamo solo noi e il Crotone, quindi non si può fare un campionato, tante Under 15 fanno parte della prima squadra. Questo fa sì che si è creato davvero un gruppo bellissimo, perché c'è chi ha più esperienza e c'è chi ne ha meno, ed è un giusto mix per rimanere sempre sul pezzo, no? Per avere sempre la voglia di fare... Sì, esatto. Io sono pronto a bombardarli di domande. Io ho una curiosità per Gianmaria, grande sostegno da parte del Presidente che ha voluto fortemente questa squadra, che nascesse questa figura di squadra femminile, ripeto, in un calcio che ormai in questo momento soprattutto è rappresentata ai massimi livelli anche dal punto di vista mediatico. Assolutamente sì, colgo l'occasione per ringraziarlo pubblicamente, a lui e a tutta la società, per il sostegno che non manca veramente mai. Ogni qualvolta abbiamo necessità di qualcosa si mettono a completa disposizione e credo che veramente il Presidente sia molto entusiasta della femminile del Cosenza Calcio e voglia portarla sempre più in alto. Tra l'altro, scusami Attilio, so che altre società più blasonate stanno seguendo il lavoro del Cosenza, so che il Sassuolo per esempio è molto presente sul territorio alla ricerca di talenti, alla ricerca di calciatrici in grado di poter essere utili alla causa anche in categoria superiore. Sì, perché no, abbiamo delle calciatrici veramente interessanti e poi ovviamente c'è grande attenzione da queste grandi società anche a, diciamo, scovare talenti anche nei nostri territori, quindi perché no, ci sono queste squadre alla ricerca. Sul collega che insomma definiva l'arbitro femmina, donna, stendiamo un velo pietoso rispetto a quelle dichiarazioni. Il calcio femminile è altro, è passione, è grande voglia.
e grande agonismo, perché io ho anche assistito a partite del calcio femminile, c'è un agonismo forse a tratti anche più acceso rispetto al calcio maschile, o no? Sì, sì, il calcio femminile è passione allo stato puro, perché gli allenamenti, le partite, è vero che noi siamo fortunati, siamo in una squadra, in una società con le spalle larghe, però io vengo per esempio dalla generazione di calciatrici in cui la società la facevamo noi stessi, e quindi sicuramente era tutto frutto della passione. Ci alleniamo di sera col freddo, col gelo, non abbiamo gli stessi strumenti dei maschi, però è tutto dato dalla passione e dalla motivazione. È ovvio che una partita non la vogliamo mai perdere, quindi facciamo sempre di tutto per riuscirla a vincere, ecco perché c'è questo agonismo così elevato. Vi abbiamo invitati in sinergia e vorrei una risposta appunto in sinergia a due curiosità, direi legittime, anche per far capire al pubblico che ci segue a casa. Innanzitutto la prima difficoltà che si riscontra in un ambiente diverso rispetto a quello usuale, e come si prepara una settimana tipo per una formazione femminile? Partiamo da Gianmaria per poi concludere col mister. Difficoltà forse inizialmente ce ne sono state nel cercare di appunto allestire un organico essendo l'anno zero, quindi come diceva giustamente il mister si è partiti con questi open day in modo tale da riuscire a creare un'utenza diciamo nella provincia di Cosenza, mentre per quanto riguarda la fase organizzativa molto bravi il mister, devo dire la verità, è sempre presente giorno e notte per far sì che si possano fare gli allenamenti con continuità, con serietà, professionalità, e questo credo che i frutti poi si vedono in campo, perché scusami se completo il ragionamento. È stato un percorso che sinceramente non credevo fosse così veloce di crescita per come si era partiti, ovviamente anno zero. Mister. La difficoltà iniziale è stata soprattutto far capire alle ragazze come stare in campo, come stare nello spogliatoio, che tipo di casacca si va ad indossare, perché molte venivano da situazioni non organizzate, quindi era l'anarchia pura. La prima cosa, quindi anche il comportamento. Anche l'alimentazione, perché noi ci teniamo tantissimo all'alimentazione, anche con il preparatore atletico facciamo dei lavori strutturali proprio puntati su questo, perché ovviamente avendo iniziato a metà novembre arrivano da situazioni dove non c'era proprio professionismo e nemmeno l'idea di cos'è un atleta, ma adesso piano piano stiamo crescendo. Ma anche l'orgoglio di portare sul petto quello stemma che insomma questa è rappresenta... una spinta che è maggiore per le ragazze. Il tuo idolo da calciatore? Il mio idolo? Calciatrice? Calciatrice, tantissimi, Baresi, Cannavaro, Pirlo, Gattuso. Femminile, la Morace? Femminile avevo Rita Guarino, Giorgia Brenzan, storico portiere della nazionale, era fortissima da piccola, io ero un difensore e ne ero affascinata proprio per il suo atletismo, e come attaccante anche la Panico. Assolutamente. Dunque, insomma, abbiamo ragionato ad ampio raggio rispetto a un movimento che è in grande ascesa, anche a Cosenza, grazie all'investimento del presidente Eugenio Guarascio. Attilio, siamo in conclusione. In conclusione ringrazio Gianmaria per il suo intervento e soprattutto per il lavoro che svolgete, e ti auguro ovviamente anche serena Pasqua a te e a tutta la tua famiglia. Auguri di buona Pasqua e grazie per averci voluto in questa bellissima trasmissione. Grazie a Gianmaria Molinari, grazie e auguri anche al mister Luisa Orlando. Grazie. Auguri di buona Pasqua a tutti, grazie per averci invitato, seguiteci. Assolutamente, l'invito ai tifosi rossoblù è quello, seguite anche la femminile perché vi darà grandi soddisfazioni. Attilio, saluti anche a te, buone festività. Un grazie anche da parte mia, noi ci scambieremo gli auguri in privato come sempre, ma non interessa niente al nostro pubblico. Buonanotte anche da parte mia, al prossimo appuntamento, sempre con Tempi Supplementari. Tempi Supplementari che ritorna giovedì prossimo, sempre alle 21 su Teleeuropa Network, canale 10 del digitale terrestre in Calabria e Sicilia. Rimanete sintonizzati con la programmazione di Teleeuropa.
Se questo inchiostro sulla pelle lo sopporti appena, ma di ogni mio gesto tu sei pienamente fiera, l'unica presente in ogni istante, pure se la strada da percorrere è distante. Sei la colonna portante, la donna importante, che mi capisce senza troppe domande. E grazie a te se sono quello che ora senti, il più sentito tra i miei argomenti. Davanti mai che ti lamenti e sopporti, nel letto piange sola che ti conforti. Ma sappi che siamo più forti se lottiamo insieme, con il silenzio mai nulla si ottiene. Tu che di mamma compi ogni dovere, trasmetti tutto il tuo potere. Ehi, ma pure se a volte sbaglio giuro non vorrei, ma l'insicurezza di tutti questi miei, ma mi portano da te, risolvi ogni problema, vicino a te ogni giorno è primavera. Ehi, ma pure se a volte sbaglio giuro non vorrei, ma l'insicurezza di tutti questi miei, ma mi portano da te, risolvi ogni problema, vicino a te ogni giorno è primavera. Anche se non sono stato una brava persona, non è che non andavo bene, non ci andavo a scuola, non ti ho mai dato la soddisfazione di un diploma, ma ho lavorato sodo dai 18 anni ancora, mi do da fare, scrivo pure una canzone che dice proprio hey ma mi serva da lezione, ma voglio regalarti almeno una soddisfazione, sperando in questo testo che ti doni un'emozione. Inchiostro sulla pelle per primo il tuo nome, senza la testa tuo figlio ormai non è, delle parole le rime un campione, la prof mi darebbe di certo ragione. Hey ma non ti sentire triste, resta sempre allegra, che riempi casa e rendi calda l'atmosfera. Chi rema contro questa sera guarda nera, invidia te una donna tutta intera. Ehi, ma pure se a volte sbaglio giuro non vorrei, ma l'insicurezza di tutti questi miei, ma mi portano da te, risolvi ogni problema, vicino a te ogni giorno è primavera. Ehi, ma pure se a volte sbaglio giuro non vorrei, ma l'insicurezza di tutti questi miei, ma mi portano da te, risolvi ogni problema, vicino a te ogni giorno è primavera. Tu che potresti andare via ma invece resti, per i tuoi figli anche alla vita ci rinunceresti. Tu mai calpesti chi ti è intorno ma rispetti pure questi che maldestri sembra facciano dispetti. Porto i tuoi occhi e il tuo carattere, quando non ho per niente voglia di dibattere, quando i pensieri stanno a galla come zattere, mi dai la forza adatta per combattere. Ehi ma pure se a volte sbaglio giuro non vorrei, ma l'insicurezza di tutti questi miei, ma mi portano da te, risolvi ogni problema, vicino a te ogni giorno è primavera. Ehi, ma pure se a volte sbaglio giuro non vorrei, ma l'insicurezza di tutti questi miei, ma mi portano da te, risolvi ogni problema, vicino a te ogni giorno è primavera. Ehi, ma pure se a volte sbaglio giuro non vorrei, ma l'insicurezza di tutti questi miei, ma mi portano da te, risolvi ogni problema, vicino a te ogni giorno è primavera.